Martedì 17 dicembre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Luca Ciliberti. Bene, oggi affronteremo vari argomenti, le case di comunità che arriveranno a Catania con l'anno ormai alle porte, torneremo a parlare di autonomia differenziata e poi vedremo a Siracusa un'iniziativa molto bella di una parrucchiera per donne bisognose. Ma intanto una notizia delle ultime ore: è in corso una vasta operazione antimafia condotta dai carabinieri di Agrigento, che stanno eseguendo decine di fermi fra il capoluogo e Porto Empedocle, perché sono almeno 40 le persone arrestate. Sentiamo le novità con Simona Mazzone. Tra i fermati della maxi operazione antimafia condotta dai carabinieri di Agrigento, anche il favarese Domenico Blando, l'uomo che curò la latitanza di Giovanni Brusca a Cannatello, e Fabrizio Messina, ritenuto il boss di Cosa Nostra a Porto Empedocle, nonché fratello dell'ergastolano Gerlandino. Colpito anche il clan di Villa Seta, con gli arresti di oggi ancora in corso, almeno 40 tra Agrigento, Porto Empedocle e altri comuni del territorio, nell'ambito di un'azione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia. L'accusa è per tutti a vario titolo: detenzione, spaccio e traffico di droga aggravato dal metodo mafioso e danneggiamento. A Catania è stato condannato a 27 anni di carcere l'uomo che ha investito con l'automobile la moglie che voleva separarsi da lui, l'ha punita così a suo modo, e ha purtroppo colpito e coinvolto un'amica che è rimasta vittima, è morta. Vediamo ancora i particolari. Accecato dalla rabbia, investì con l'auto la moglie e l'amica, uccidendo quest'ultima. La quarta corte d'assise di Catania ha condannato a 27 anni di carcere il 53enne Piero Nasca, con un aumento di pena di ben 3 anni rispetto ai 24 richiesti dalla procura. Il collegio, presieduto da Maria Pia Urso, ha riconosciuto l'imputato parzialmente incapace di mente. La moglie di Nasca, Anna Longo, di 57 anni, voleva lasciare il marito ed aveva già preso contatti con un avvocato per avviare le pratiche per la separazione. Il 10 giugno del 2023 la donna aveva chiesto all'uomo di poter essere accompagnata in una clinica da un'amica per maggiore cautela. Il marito poi sarebbe andato a riprenderla. Quella mattina invece, vedendole arrivare a piedi, il marito non ci ha visto più e ha travolto volontariamente le due donne. Ad avere la peggio è stata Cettina De Bormida, di 69 anni. Secondo le tesi della procura, Nasca sarebbe passato almeno 2 volte con l'auto sul corpo della donna fino a provocarne la morte. Subito dopo l'uomo si sarebbe fermato a un bar poco distante, confessando a un dipendente di aver ucciso la moglie, poi ha telefonato al numero unico di emergenza per raccontare tutto. La Corte d'Assise ha disposto anche che Nasca, dopo aver scontato la pena, sia sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in una comunità terapeutica per la durata minima di 3 anni. Il legale dell'imputato, l'avvocato Fabio Presenti, ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza non appena saranno depositate le motivazioni. Nasca e il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada sono stati condannati al risarcimento di 150.000 euro al figlio della donna uccisa e di 50.000 euro alla ex moglie. Adesso chiediamo a Luca Ciliberti, che è l'autore del servizio che abbiamo appena visto, se ci sono articoli su questo nella stampa di oggi. Oggi questa è una delle aperture di taglio alto del quotidiano La Sicilia. Questa notizia fece molto scalpore, diciamo 1 anno e mezzo fa, eravamo a giugno del 2003, ed eccola qua in prima pagina la notizia sul quotidiano La Sicilia. Possiamo vederla, eccola qua in taglio alto sotto la testata, la evidenziamo in rosso: arrotò la moglie e uccise la sua amica, 27 anni di carcere. Una notizia ben evidenziata, con le foto dei protagonisti, una notizia ben evidenziata all'interno della pagina, eccola qua, dalla pagina 6 del giornale, la tragedia che si è sviluppata alla zona industriale di Catania, quindi insomma una zona in quel momento molto, molto trafficata, vizio di semi-infermità, è questa la notizia, il particolare che arriva appunto a sentenza, 27 anni, la procura, abbiamo sentito anche dal servizio,
giudizio aveva chiesto 24 anni di carcere al termine della requisitoria. Ci sono anche diciamo, le vittime da risarcire, sarà risarcito il figlio con 100, il figlio della vittima, che è questa signora che vediamo qua in foto, nella miniatura, è stata uccisa, era l'amica della moglie, dovranno ricevere 150.000 euro il figlio della vittima e 50.000 euro la ex moglie, che si è salvata fortunatamente. C'è una curiosità ovviamente di quel giorno, che evidenzia anche il giornale, la leggiamo. Nasca, che è diciamo, l'autore del delitto, quel giorno ha atteso la polizia in un bar, consumando un cocktail alcolico, un 4 bianchi, forse per stordirsi, aveva capito quello che aveva combinato. Poi l'interrogatorio drammatico davanti al PM fu una vera e propria confessione, e poi per diciamo, chiudere il quadro le telecamere hanno permesso di ricostruire tutto e farsi un'idea della tragedia. Michele. Vicenda terribile, questo la sentenza, ripetiamo, ha stabilito 27 anni di carcere per quest'uomo. Restiamo a Catania parlando della violenza sessuale alla Villa Bellini. È arrivata una seconda condanna, questa volta ai danni di un minorenne che faceva parte del branco che ha abusato della tredicenne. Dovrà scontare 4 anni e 8 mesi di carcere. Arriva una nuova condanna nel processo a carico del branco che lo scorso 30 gennaio ha aggredito e stuprato una tredicenne nei bagni della Villa Bellini di Catania davanti al suo fidanzatino di 17 anni. Il Tribunale per i minorenni ha condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione un minore che faceva parte dei 7 egiziani, tutti accusati di violenza sessuale di gruppo. L'accusa, con la procuratrice per i minorenni Carla Santocono e il sostituto Orazio Longo, aveva chiesto la condanna a 10 anni. Il giovane era accusato anche di violenza privata ai danni del fidanzatino per averlo immobilizzato, ma secondo i riscontri non sarebbe stato tra i due che avrebbero consumato lo stupro ai danni della ragazzina. Il legale dell'imputato, l'avvocato Gianmarco Gulizzi, ha annunciato ricorso contro la sentenza che sarà presentato dopo il deposito delle motivazioni previsto entro i prossimi 90 giorni. Un altro minorenne è imputato per la violenza sessuale di gruppo, ma con rito abbreviato che non è stato ancora trattato. Altri 5 egiziani maggiorenni sono a processo e uno di loro è stato condannato a 12 anni e 8 mesi di reclusione con il rito abbreviato e sentenza emessa dal GUP Giuseppina Montuori. Sarebbe questo il secondo autore materiale dello stupro. Gli altri 4 sono a processo con rito ordinario davanti alla seconda sezione del Tribunale Penale di Catania. Tutti i procedimenti sono celebrati a porte chiuse. Determinanti nelle 2 inchieste che si sono avvalse delle indagini dei carabinieri del Comando Provinciale di Catania sono state le dichiarazioni della tredicenne e del suo fidanzatino, che hanno denunciato la violenza e poi riconosciuto gli aggressori. Le loro testimonianze sono state acquisite durante un incidente probatorio che si è svolto davanti ai 2 GIP, distrettuale e per i minorenni, e che è stato acquisito agli atti dei 2 procedimenti. Luca, dopo il tuo servizio, i quotidiani oggi cosa dicono? Questa è l'altra grande notizia di cronaca, diciamo, della giornata di oggi, evidenziata dai quotidiani regionali. Riprendiamo la Sicilia nella prima pagina. L'altra notizia, dicevo, di taglio alto, vedete accanto all'omicidio della zona industriale c'è questa notizia: pena più lieve della richiesta per un minore del branco. E qua stiamo parlando appunto dello stupro alla Villa Bellini. Notizia ripresa anche da altri quotidiani regionali. Allora noi intanto andiamo a vedere la prima pagina, l'interno, scusate, della prima pagina, quindi il richiamo della prima pagina sulla Sicilia. Tredicenne condannata, tredicenne stuprata alla Villa Bellini, uno dei minorenni condannati. Sconto del tribunale, 4 anni e 8 mesi di pena a un egiziano componente del branco. Su questa vicenda ci sono più procedimenti giudiziari, lo evidenzia anche il giornale, per i 7 egiziani. Alcuni erano minorenni, altri maggiorenni. C'è stato già un condannato. Questo minorenne condannato non sarebbe, diciamo, uno dei 7 che avrebbe come dire, consumato la violenza. In tutto sarebbero 2. Gli altri 4 maggiorenni stanno affrontando invece un processo ordinario davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Catania. Il dibattimento è appena cominciato. Sembra, e dovrebbe essere questa una notizia, un'indiscrezione, dovrebbero essere risentiti proprio nei giorni di Sant'Agata, quindi febbraio 2025, nei giorni in cui proprio si consumò l'anno scorso questa violenza. La vediamo questa notizia anche nella prima pagina del giornale di Sicilia, il richiamo in prima pagina, in basso, in taglio basso: stupro alla Villa Bellini, condannato minore,
4 anni e 8 mesi a uno dei 7 egiziani accusati. Un maggiorenne processato con rito abbreviato ha già avuto 12 anni e 8 mesi, per questo ragazzo erano stati chiesti invece 10 anni. La procura ha scontato, il tribunale ha scontato la richiesta della procura. Ancora a Catania, sempre caos in via Santa Sofia, il comune ha messo dei blocchi di cemento per fronteggiare la sosta selvaggia, ma il risultato non è stato quello sperato e raggiungere il Policlinico equivale ancora una volta a un percorso a ostacoli. Vediamo. 2 cartelli di sosta e fermata, delle barriere New Jersey messe a punto per fronteggiare la sosta selvaggia. Risultato: la sosta selvaggia c'è perché le macchine sono parcheggiate oltre le barriere New Jersey. Qualche multa è stata fatta, ma la sensazione è che serva solo per fare cassa, perché il problema resta, anzi la presenza dei blocchi in cemento lo acuisce. Il caos è servito in via Santa Sofia, dove anche i mezzi di soccorso faticano e non poco per raggiungere il pronto soccorso del Policlinico. Dopo mesi di incontri e riunioni, l'unico accorgimento portato avanti dal comune di Catania è stato quello di piazzare alcuni New Jersey, con il risultato di restringere la carreggiata, scelta non certo azzeccata, come conferma l'equipaggio di questa ambulanza. Non è servita a niente. Ignorate completamente. Esatto, praticamente hanno solo ristretto di più la strada e le persone comunque si parcheggiano sempre al lato. Quanto avete impiegato per fare via Santa Sofia? Allora, di solito anche 20 minuti, mezz'ora in base. È impossibile, stiamo aspettando qualcosa che capita di brutto. E mentre le ambulanze restano bloccate, decine di auto sono tranquillamente, si fa per dire, parcheggiate in divieto di sosta e fermata. È un incubo, sarebbe una strada dove devo andare io, in 10 minuti la potrei fare, adesso ha mezz'ora che sono bloccata qui. L'anarchia regna sovrana anche sui marciapiedi. Questo ciclomotore ostacola il transito dei pedoni. Sua figlia alle stampelle, come si fa a camminare sul marciapiede in queste condizioni? È una sorta di corsa ad ostacoli, diciamo, non è proprio un tragitto lineare. Qua così non si può andare avanti. Dopo il nostro servizio, probabilmente, qualche pattuglia tornerà sul posto e magari farà qualche altro verbale. Ma è la soluzione al problema? Beh, pare proprio di no, ha ragione Tonino De Mana, il caos è servito. Adesso vediamo gli altri argomenti sui quotidiani siciliani con Luca Ciliberti. Michele, viene da sorridere ovviamente dopo questo servizio, vedere l'apertura dei quotidiani, soprattutto la Sicilia, avanti, adagio, e si rifà alla classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore. Catania guadagna qualche posizione, però siamo sempre con le città siciliane in generale sempre in fondo a queste classifiche di merito, quindi avanti adagio è il primo titolo che vi sottolineiamo oggi con la fotonotizia in questa bellissima, da lontano, fotografia di Catania. Poi entrarci abbiamo visto ci sono tanti problemi come quello che ha segnalato nel servizio Tonino De Mana. Nella classifica del Sole 24 Ore la Sicilia in crescita, dicevamo la migliore è Ragusa, Catania recupera 9 posizioni, Siracusa in coda. Le altre notizie, soldi ai ministri, c'è il dietrofront, questa è la notizia che riguarda la manovra. Tutti i quotidiani sono rimasti indietro perché c'è stata la nottata della manovra del governo, si ritirerà l'emendamento degli stipendi dei membri non parlamentari, una mossa per uscire dall'impasse del voto della Camera. E poi altre notizie di approfondimento, in questo caso sulla decontribuzione e sulle ZES, che sono 2 argomenti legati molto a questa manovra. Io però vi sottolineo questi 2 titoli che stanno in basso sul giornale, la parte centrale prima della mascetta pubblicitaria. Acqua, guerra strisciante, l'Ancipa è ancora contesa, quindi diventa ancora un problema. E poi questa che è una notizia nazionale che però pesa il doppio nel sud d'Italia, il malessere corre in corsia, camici stanchi e malpagati, si ritorna ai tempi del Covid, però senza i soldi del Covid. Andiamo a vedere le altre prime pagine, anzi restiamo sulla Sicilia proprio per la questione della qualità della vita a Catania. Questa è l'apertura. Nella provincia vita più cara ma più qualità, nella provincia migliorano ricchezza e consumi ma anche giustizia e sicurezza. Secondo il Sole 24 Ore sono soprattutto affari e lavoro a decretare una classifica più alta di 9 posizioni. E queste sono le notizie che trovate nella prima pagina della Sicilia di Catania, tante notizie di cronaca anche in spalla di questa pagina, vedete da ogni comune, da moltissimi comuni della provincia di Catania. Andiamo a vedere invece
invece le prime pagine degli altri quotidiani regionali. Questa è la Gazzetta del Sud, completate le assunzioni a Messina, un'apertura ovviamente nella pagina di Messina della Gazzetta del Sud, quotidiano dello Stretto, che ha anche le edizioni in Calabria. Completate le assunzioni a Messina, alla ex provincia stabilizzate dopo circa 20 anni, 47 ASU part-time. Anche qui ritorna la questione della qualità della vita. Male, ecco qua, male la città dello Stretto, perde 2 posizioni, quindi insomma in qualche modo recriminano in riva allo Stretto. Tante notizie anche qui, questa volta anche in taglio alto per quanto riguarda la questione diciamo della cronaca della provincia, che vi evidenziamo anche in questo modo. Andiamo a vedere invece all'interno del giornale una questione che riguarda, eccola qua, una notizia curiosa, no? Che arriva dalle Eolie. Salina, che è una delle isole delle Eolie, si prepara al salto di qualità. Salina è una delle mete più ambite, diciamo, d'estate tra le isole Eolie. Si prepara al salto di qualità perché arrivano i fondi del PNRR, quindi rete idrica, rifiuti, mobilità sostenibile ed energia rinnovabile. Chissà se migliorerà poi davvero la qualità diciamo, dell'accoglienza e della vivibilità alle Eolie. Lo vedremo, ce lo racconteranno ovviamente anche i turisti. E poi questa notizia, guardate qua, la frana sulla strada statale 185 di Sella Mandrazzi, 2 province divise dalla statale interrotta, e qui insomma i sindaci protestano, pressing del primo cittadino di Novara di Sicilia, riaprite questo collegamento insomma perché è fondamentale per collegare le 2 province. Andiamo a vedere invece la prima pagina del Giornale di Sicilia. Questa notizia si lega in qualche modo alla notizia di apertura che abbiamo dato nel telegiornale. No? Cosa Nostra si riorganizza, arrestano i capi, seppur eccellenti, ma Cosa Nostra, abbiamo visto ieri anche un'operazione a Palermo, diciamo, ritorna, anzi scusate, nel Trapanese ritorna ad essere viva. Iddu è morto, il titolo emblematico, la mafia resta. Maxi Blitz con 17 arresti, proventi illeciti usati per aprire un supermarket, acquistare pescherecci, che confermano i floridi affari sopravvissuti al defunto boss Matteo Messina Denaro. Ci sono anche dei retroscena che raccontano questa vicenda. La Cosca faceva pressione pure per pilotare le vendite giudiziarie, quindi le aste, alla luce delle infiltrazioni appunto in queste procedure. Chi era il boss che aveva ripreso in mano un po' gli affari si chiama Domenico Centonze, da allevatore a braccio destro del capo clan coinvolto nell'operazione anche il cugino Pietro. Sempre in questa prima pagina del Giornale Sicilia vi facciamo vedere una notizia che è stata dibattuta anche nei giorni scorsi, che trova, diciamo, in queste settimane sempre spazio, diciamo, è l'origine dei bronzi. Ritorna periodicamente. Esattamente, ciclicamente ritorna l'origine dei bronzi di Riace. Cioè i bronzi sono stati trovati a Riace, ma diciamo, qual è l'origine e se fossero siciliani è il titolo di questa notizia, ma che abbiamo letto nei giorni scorsi anche in tanti altri giornali. Insomma, ricerche materiali compiute all'Università di Catania e Ferrara, l'ipotesi di una lavorazione a Siracusa, e poi insomma spostati per traffico di arte, sembrerebbe questa insomma la tesi più accreditata. C'è una notizia sempre sul Giornale Sicilia che riguarda l'acqua, i turni dell'acqua sospesi per le feste, ve lo evidenziamo così, stiamo parlando di Palermo, proprio per alleviare i disagi ai cittadini, ma anche ai turisti che in questo periodo stanno arrivando numerosi. Vi facciamo vedere l'ultimo quotidiano regionale, oggi martedì ritorna in edicola, sospeso solo il lunedì per il riposo settimanale, La Repubblica di Palermo, che punta l'apertura sulla qualità della vita, in questo caso a Palermo, nello specifico alla Vucciria. Risse, arresti e proteste dei residenti, la frontiera della Vucciria. Ha 23 anni, è del New Jersey, ha fatto uno stage al congresso lo studente che ha coltellato un bengalese. Oggi l'udienza di convalida del fermo in carcere, gli abitanti del rione, sicurezza sempre più a rischio. E qui poi ci sono tanti approfondimenti, ma l'approfondimento che reputiamo più interessante appunto è proprio questo, a supermercati, gli affari degli eredi di Messina Denaro, che è appunto un tema che ritorna. E anche qui la crisi idrica, il turismo di Palermo viene prima dell'emergenza, per le feste stop al razionamento dell'acqua. Dentro il giornale vi facciamo vedere anche, eccolo qua,
eccolo qua, questa notizia, Natale con l'acqua, perché questa diventa dalla notizia, che è una non notizia in un paese civile, però diventa da noi, Michele, in Sicilia una notizia importante. È una notizia importante. È una notizia importante perché il grande rientro batte l'emergenza. Durante le feste è sospesa la turnazione, ma l'AMAP avverte che la situazione resta critica, il futuro è Loreto, insomma si ragiona per evitare queste emergenze. Te la linea, Michele. Va bene, grazie per la rassegna stampa siciliana, poi tra poco quella nazionale. Adesso invece diamo un'occhiata al traffico con il commissario Cammarata che è in collegamento con noi da Enna. Buongiorno commissario, a lei la parola. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori e ben ritrovati con questo consueto appuntamento sulle notizie del traffico per quanto riguarda le strade e le autostrade ricadenti nel territorio del compartimento della Polizia Stradale della Sicilia orientale. La mattinata diciamo che è abbastanza tranquilla, quindi non segnaliamo particolari criticità, se non quelle già presenti ormai da diverso tempo. Le guardiamo insieme sulla A20 Messina-Palermo. Ricordiamo che fino al giorno 20 di dicembre, nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6, è prevista la chiusura del traffico veicolare nel tratto compreso tra lo svincolo di Brolo e lo svincolo di Patti. Conseguentemente è istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Brolo. Mentre fino al giorno 21 di dicembre, nella fascia oraria sempre tra le ore 22 e le ore 6, è prevista la chiusura al traffico veicolare tra gli svincoli di Brolo e lo svincolo di Rocca di Caprileone, questa volta in direzione Palermo. Quindi anche qui istituita uscita obbligatoria allo svincolo di Brolo e rientro allo svincolo di Rocca di Caprileone. Per quanto riguarda l'autostrada 18, la Messina-Catania, segnaliamo rallentamenti nei pressi dello svincolo di Acireale in direzione Catania per presenza di cantieri stradali. Sulla A18 sulla tangenziale di Catania purtroppo si segnalano sempre rallentamenti e code, traffico intenso in direzione Siracusa. E sulla diramazione della A18 traffico intenso dallo svincolo di San Gregorio in direzione Catania Centro. Sulla A19, sulla Palermo-Catania, persiste sempre la chiusura dello svincolo di Enna in direzione Palermo, quindi per raggiungere il capoluogo ennese bisogna utilizzare lo svincolo di Dittaino o quello di Mulinello. Per quanto riguarda le strade statali, sulla 121 la Catania-Paternò c'è traffico intenso dallo svincolo di Piano Tavola in direzione Catania, mentre sulla strada statale 192 si segnalano rallentamenti nei pressi di Catena Nuova a causa della demolizione del ponte di Taino proprio sulla statale 192. Non abbiamo altre particolari notizie. Ricordiamo a tutti gli utenti che da qualche giorno è entrato in vigore il nuovo codice della strada. Questo prevede, tra le altre cose, sanzioni pecuniarie e accessorie elevate, in particolare per chi fa uso del cellulare durante la guida e per chi si mette alla guida sotto l'influenza di alcol o droghe. Quindi raccomandiamo di prestare la massima attenzione. Come sempre, massima attenzione anche durante la guida, nessuna distrazione. Buon viaggio e buone feste dalla Polizia Stradale. Grazie anche a lei, commissario Cammarata, e grazie anche per le raccomandazioni importanti anche dopo la nuova approvazione del codice della strada. Andiamo a dare un'occhiata adesso in diretta a via Vincenzo Giuffrida, zona via Vincenzo Giuffrida a Catania. Eccola qua. Vedete qualche rallentamento, probabilmente anche lì dovuto ai semafori pedonali, però poi il traffico scorre. È intenso ovviamente, si vede che c'è un sacco di gente perché qui siamo sotto Natale e Catania si riempie in modo particolare, però poi dopo quando i semafori pedonali diventano verdi, vedete, riprende il traffico. Benissimo, detto questo facciamo una pausa, voi per favore rimanete ancora con noi, tra poco ci sarà la rassegna stampa sui quotidiani nazionali, anche lì sono un sacco di notizie dall'Italia e dall'estero, le seguiremo insieme con Luca Ciliberti. State con noi, buongiorno Sicilia.
Buongiorno Sicilia, prime pagine dei quotidiani nazionali con approfondimenti anche con Luca Ciliberti. Grazie Michele, andiamo a vedere allora 3 notizie fondamentalmente, diciamo, troveremo sui titoli, sui quotidiani, nei titoli. La prima è la manovra, soprattutto che si sostanzia con diciamo, il fatto di aver depennato l'aumento degli stipendi ai ministri non eletti, quindi questo è il titolo che troveremo su tutti i principali quotidiani. La sfiducia del Bundestag al Premier Scholz, quindi la Germania un'altra grande che cade, che andrà alle elezioni anticipate in Europa, e poi il presidente Mattarella che entra in qualche modo nel dibattito sulla cittadinanza, sullo Ius Soli, e qui insomma rida di polemiche. Allora andiamo a vedere il Corriere della Sera, il principale quotidiano d'Italia. Vedete qua il titolo principale, appunto dedicato alla manovra. Ministri, stop all'aumento. Crosetto ritira l'emendamento, sfida finale sulla manovra, la legge domani in aula, verso la fiducia. E poi, come abbiamo detto, Mattarella difende la Corte dell'Unione Europea e il diritto d'asilo, dice è nella carta, e il riferimento appunto alla stoccata, come sottolinea il Corriere, è anche dagli Stati Uniti a Elon Musk. C'è nei titoli tanta politica, la Lega cambi passo al nord, qui si andrà, finalmente sembra Salvini si sia deciso ad andare a congresso, quindi a rimettere in campo la sua leadership. E poi guardate qui l'eterno ritorno di Prodi che innervosisce la destra, la sinistra non trova leader diciamo in qualche modo credibili e ci si riaffida a Romano Prodi, ex presidente della Commissione europea. C'è anche questa notizia che abbiamo letto per tanti giorni sui giornali, la speleologa bloccata che adesso sta risalendo dalla grotta, non riusciva più a risalire grazie agli aiuti, dice non andrò mai più, dice, in quella grotta nelle viscere del Monte Torrezzo. La fotonotizia in prima pagina del Corriere riguarda il calcio. Ieri si è giocata l'ultima partita della giornata di campionato con l'Inter che ha battuto con un punteggio tennistico la Lazio all'Olimpico 6-0. Inter una serata speciale, 6 gol in trasferta alla Lazio. Vedete anche qui Scholz sfiduciato in Germania, il voto a febbraio. Andiamo a vedere le altre prime pagine e poi gli approfondimenti sulla manovra. Vedete tutti i titoli: ministri, stop all'aumento, il titolare della difesa, abbiamo chiesto il ritiro dell'emendamento sull'equiparazione tra parlamentari e non eletti, il governo verso la retromarcia sugli stipendi, vota a oltranza, domani l'approdo in aula. Schlein attacca sulla sanità, qui c'è su Repubblica un'intervista a Crosetto che è il ministro della difesa e che fa riferimento alla guerra in Ucraina, pronti a inviare i soldati in Ucraina. L'altro grande titolo è crisi in Germania, elezioni anticipate, Olaf Scholz arriva al Bundestag, fa il suo ingresso alla riunione del gruppo parlamentare socialdemocratico col suo talismano della fortuna, ma insomma non ce la fa, il cancelliere viene ovviamente sfiduciato e quindi insomma si andrà, come abbiamo visto su altri quotidiani, in elezione. Prime pagine anche della Stampa, vedete sempre il titolo sull'aumento, sul diciamo, taglio all'aumento dei ministri, dietro il fronte del governo, sull'aumento ai ministri, e poi di spalla sfiduciato Scholz, Germania al voto, la locomotiva crolla dopo l'addio di Merkel. C'è, eccolo qua, andiamo a vedere il Resto del Carlino, gruppo quotidiano nazionale, giorno il Resto del Carlino, La Nazione, manovra, stop all'aumento per i ministri. Qui vi facciamo, diciamo, puntualizziamo, diciamo, evidenziamo questa fotonotizia a centropagina, che è una notizia che riguarda l'ennesimo femminicidio, uccisa e poi bruciata a Salerno, fermato il compagno qualche ora prima, inaugurava una panchina antiviolenza. Guardate qua, l'ultimo sfregio al femminicidio. Qui siamo appunto a Salerno, notizia evidenziata dal gruppo quotidiano nazionale che trovate in pagina però anche su tutti gli altri quotidiani. E qui il riferimento a Mattarella, Corte di Giustizia e diritto d'asilo, Mattarella indica la strada. Sui quotidiani politici adesso vedremo, c'è anche polemica su questo.
Andiamo a vederli allora questi quotidiani politici. Il Giornale, eccolo qua, il Giornale apre con un'intervista a Matteo Salvini, un'intervista che ci riguarda in qualche modo da vicino perché Matteo Salvini fa riferimento al processo di Palermo. Ecco chi fa festa sugli sbarchi, se sugli sbarchi mi condannano, ho difeso i confini, non ho paura, esulteranno gli scafisti. Perché ci interessa questa notizia? Perché il processo appunto è a Palermo, lo facciamo vedere in pagina nell'approfondimento. Il processo è sul caso Open Arm, la sentenza è prevista per venerdì prossimo. Eccolo qua, venerdì la sentenza del procedimento imbastito a Palermo contro il vice premier per i fatti del 2019. Io da 4 anni nell'aula bunker degli imputati mafiosi, attacco politico della sinistra che vuole eliminarmi. Lo stesso processo è stato celebrato a Catania, sempre diciamo per la vicenda migranti, ed è stato assolto. Se mi condannano per il caso Open Arm, i trafficanti fanno festa, io non ho paura, ma quello contro di me è un processo all'Italia. Quindi Matteo Salvini è da giorni sui giornali, diciamo, in attesa di questa sentenza. Sui politici, vediamo. Vi ricordate la foto? Questo è il Fatto Quotidiano, diciamo, quotidiano vicino al Movimento 5 Stelle. Vi ricordate la foto di Di Maio, insomma, e tutti i 5 Stelle quando si affacciarono da Montecitorio, quando fu approvato il reddito di cittadinanza? Abbiamo abolito la povertà, e allora qui gli fa il verso il Fatto Quotidiano ai ministri del governo di centrodestra. Sulla manovra abbiamo aumentato la povertà, solo 3 euro ai pensionati. Questo è, insomma, il riferimento secondo il Fatto Quotidiano ai flop del governo Meloni. Questo è il Fatto Quotidiano Movimento 5 Stelle. Su un altro quotidiano vicino al Movimento 5 Stelle, che è la Notizia, appunto, vediamo questo, che è un titolo, diciamo, che è probabilmente più interessante. Non c'è un euro per la sanità, ma per bonus e mancetti i soldi in manovra si trovano sempre. La maggioranza ha bocciato l'emendamento delle opposizioni per stanziare più fondi alla sanità, falcidiata dei tagli, ma nella manovra spuntano come funghi bonus che un tempo le destre criticavano e mancette di ogni sorta. Ci leghiamo sempre a questa notizia, prima di chiudere questa rassegna stampa nazionale, perché su questo c'è come dire, una presa di posizione, che è quello che poi sembra aver fatto saltare l'aumento dei ministri. C'è una frase slogan della Elly Schlein del PD che dice: agli infermieri solo 7 euro, per loro ce n'erano 7.000. 7.000 in riferimento agli aumenti, 7 euro sono gli aumenti invece per gli infermieri. Il PD incassa il dietrofront sugli stipendi dei ministri, ma la segretaria rilancia senza successo l'emendamento delle opposizioni per 5,5 miliardi del servizio sanitario. Una curiosità infine proprio su questo aumento dei ministri, la sottolinea il Corriere della Sera in questo articolo di Spalla, che è un retroscena. Diciamo, ma chi ha chiesto poi alla fine questi soldi dei ministri? Perché poi comincia lo scaricabarile, no? La norma e il mistero della manina, eccoli qua. E allora arriva, vediamo se riusciamo a leggerlo meglio. Tajani dice che non c'è una proposta di Forza Italia. Il ministro dell'economia Leo alza le mani dopo aver scandito che con la decisione non c'entra nulla. Qua il ministro Valditara mi lascia indifferente, dice. Il ministro Crosetto ritira l'emendamento. Insomma, tutti poi scaricano, diciamo, questa questione. Alla fine sembra non se ne farà niente, quindi l'aumento per i ministri non eletti non ci sarà. Michele, te la linea. Grazie, benissimo. Allora, adesso è il momento di dare un'occhiata al tempo e poi dopo parleremo delle case di comunità. Ecco. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole ancora assoluto protagonista su gran parte del nostro territorio, un po' più di variabilità sulla Liguria, ma senza conseguenze significative, al più solo qualche debole goccia di pioggia. Sulla Sicilia splenderà il sole nella giornata di martedì, qualche nuvola di tanto in tanto ma che sarà solo in transito sulle coste settentrionali. I venti saranno in graduale attenuazione, con mare infatti con moto ondoso in diminuzione. Clima mite e gradevole con punte massime intorno ai 17-18 gradi. Nel corso della giornata di mercoledì poco cambierà, aumenterà solo un po' la variabilità sulle coste settentrionali con qualche nuvola in più, ma con il basso rischio di precipitazioni. Altrove ancora sole assoluto protagonista. I venti in prevalenza deboli, con mari infatti poco mossi, temperature che non subiranno particolari variazioni con punte ancora fino ai 20 gradi. Qualcosa cambierà nella seconda metà della settimana, quindi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
Buongiorno Sicilia, abbiamo il nostro primo ospite, Pier Emilio Vasta, che è coordinatore regionale della rete civica della salute. Con lui vogliamo parlare delle case della comunità. Sono 29 case che entro il prossimo anno, entro il 2026, nasceranno, diciamo, nella provincia di Catania. Ci sono un sacco di comuni, da Cireale a Riposto, a Via Grande, passando per Gran Michele, Mirabella in Baccari, Mister Bianco, Palagonia e tutti gli altri. Che cosa saranno queste case della comunità? È il cuore del riordino della medicina del territorio. È il grande investimento che il PNRR consente e dobbiamo recuperare lo spirito che c'era nel tempo della pandemia, perché se nasce da là questo grande investimento non possiamo consentirci che venga sciupato, perché è stato dimostrato dagli eventi che senza una medicina di prossimità, senza un rafforzamento delle alternative agli ospedali e ai pronti soccorsi, il sistema sanitario crolla. E allora le case della comunità, e vorrei sottolineare l'aggettivo non di comunità ma della comunità, è per promuovere il coinvolgimento delle risorse della comunità, che sono i comuni, le scuole, le università, il terzo settore, le parrocchie, i centri sportivi, perché occorre, insieme ad avvicinare i servizi ai cittadini, portare i cittadini in prossimità di una responsabilità nuova verso la tutela della salute. Voi parlate di rivoluzionare il modo in cui i cittadini accederanno ai servizi sanitari. È proprio questo che la riforma promette, e cioè intanto una forte integrazione tra i sistemi delle politiche sociali con quelle sanitarie, perché la tutela della salute, il Covid ha dimostrato che ha una dimensione molto più ampia della sanità, e quindi occorre interconnettere tutti i segmenti del sistema salute che di fatto sono a silos e sono disconnessi, e per far questo occorre creare anche un coinvolgimento attivo delle comunità, perché il tema della tutela deve essere non solo la tutela del diritto individuale, ma l'interesse della collettività. E allora occorre una rivoluzione, in questo senso innanzitutto culturale, con un grande impegno formativo che la Regione sta operando attraverso il CEFPAS. Ma sono pubbliche, però c'è anche previsto l'intervento del terzo settore. Sicuramente, sono strutture del servizio sanitario regionale. Il terzo settore è nell'ambito dell'evoluzione della sussidiarietà costituzionale, con la coprogrammazione, il coinvolgimento, la coproduzione, e portare ai cittadini, per quanto riguarda l'interesse generale, il bene comune, la salute è un bene comune, portarle a una dimensione di compartecipazione, di responsabilità, di protagonismo. Ma voi fate un elenco di come dire, attività, sanità nel territorio, medicina di prossimità, visione One Health, salute, bene comune. Che cosa vuol dire tutto questo insieme di sigle importanti? Perché a sentirle dire... È una domanda giusta, perché questa riforma non può realizzarsi se non c'è un coinvolgimento e un'effettiva comprensione, bisogna socializzare questi processi. One Health significa che la tutela della salute è innanzitutto prevenzione e che c'è una interconnessione dei temi che riguardano l'ambiente, la salute animale e vegetale e quella umana. Il Covid ce l'ha insegnato, dobbiamo assumerlo in maniera, come dire, stabile. Occorre che il servizio sanitario interconnetta anche nella tutela della salute le politiche che riguardano i discriminanti urbani della qualità della vita, l'ambiente, l'energia, i trasporti. Ecco una visione che si aggancia agli obiettivi ONU del 2030 e al Piano Nazionale di Prevenzione, che parla dell'interconnessione di queste politiche. Ecco il coinvolgimento dei comuni, delle amministrazioni comunali, perché non è più soltanto nell'emergenza che il sindaco si scopra il tutore della salute pubblica, ma ordinariamente dentro in questi processi di trasformazione
delle case della comunità, dove i comuni devono avere anche un ruolo di governance e di protagonismo. E le scuole che ruolo dovranno? Le scuole devono accompagnare questi processi di educazione alla salute, perché nelle scuole c'è già un grande impegno tuttora per la prevenzione, con interventi che non sono sempre organici e che devono diventare in una condizione più di sistema per poter avere un impatto positivo, perché ricordiamoci che attraverso i giovani si arriva anche alle famiglie. Beh, tutto questo è bellissimo, è musica, diciamo, per le orecchie di tutti gli ascoltatori, oltre che nostri. Ma questo vorrà dire, le faccio la domanda più evidente, ecco, questo potrà risolvere ciò che un quotidiano di stamattina, che abbiamo letto con Luca Celiberti poco fa, dice: il malessere corre in corsia, sanitari stanchi e mal pagati. Ecco il grosso problema. Noi abbiamo avuto progressivamente un sistema che è stato centralizzato sugli ospedali e sui pronti soccorsi. Ci sono stati errori di pianificazione, mancanza di turnover, errori di pianificazione nella formazione dei professionisti. I nodi stanno arrivando al pettine. Per evitare questo collasso, il grande investimento, non possiamo mancare l'utilizzazione ottimale di queste risorse che dovremo restituire. Il Paese dovrà restituire queste risorse. Non ci possiamo permettere un fallimento nel PNRR Salute. Ecco per cui ci vuole una responsabilità convergente. Non bastano soltanto gli attori che riguardano i vari assessorati, ma occorre un impegno, il governo regionale, ma anche i cittadini, per una maggiore consapevolezza e perché spingano dal basso che queste promesse del PNRR la politica li realizzi. Sono 29 le case della comunità previste nel territorio di Catania. Solo in provincia di Catania, 129 in tutta la Sicilia. Tutta la Sicilia. Ma ci vorrà 156 in per tutta Bacco. La Sicilia. Ma ci vorrà anche un lavoro di diffusione della conoscenza, Ottimo. di comunicazione. Ecco l'impegno importante dei mass media. Perché se le persone non sanno, io venendo qua pensavo, come voi avete una grande attività di far parlare le persone e interessarle di calcio, bisogna che spronate le persone a interessarsi della propria salute, perché bisogna passare dalla condizione di lamentela passiva che le cose non vanno ad una condizione più di protagonismo, perché tutte cose devono cambiare. Evidentemente non si può aspettarsi che la relazione, l'umanizzazione, che poi è la vera risposta alle esagerazioni delle comunità rancorose, non si può evidentemente questo immaginarlo se non si crea benessere negli operatori. Quindi è un problema molto complessivo che passa attraverso diverse responsabilità, compresa quella dell'università e delle scuole di medicina, che devono orientare i nuovi professionisti verso questa visione diversa della tutela della salute. Benissimo, adesso facciamo una breve pausa e poi fra poco facciamo entrare il sindaco di Gravina, Massimiliano Giammusso, che è stato tra i protagonisti proprio ieri di un convegno che si è tenuto nell'aula consiliare Peppino Impastato, che ha coinvolto un po' i primi cittadini di tutti i comuni etnei. Quindi un promo e poi il sindaco di Gravina. State con noi, buongiorno Sicilia. Desiree, non dire di che si tratta, Tutti i giorni su Antenna Sicilia e Telecolor. Non lo diciamo. Ma che non diciamo di che si tratta? Che non si vede di che si tratta. Io che se ci vado non dicevi appresso, così non ragazzi, l'avrebbero capito. non si vede. Non lo dire. Allora, eccoci di nuovo in studio con Pier Emilio Vazza, coordinatore regionale della rete civica della salute, e ci ha raggiunto Massimiliano Giammusso, sindaco di Gravina, che è anche vicepresidente dell'ANCI Sicilia, che è l'associazione dei comuni italiani. Che cosa cambierà quindi per Gravina, che ieri ha ospitato questo importante convegno, con l'arrivo di una casa di comunità da voi, così come in altre 29 comuni, 28 comuni solo in provincia di Catania?
Prego Sindaco. Ma in realtà cambierà non solo per Gravina, ma in generale l'abbiamo voluto fare come ANCI per questo motivo. L'approccio che coinvolgerà particolarmente anche dal punto di vista sanitario non solo i comuni e gli enti locali, ma le comunità in genere, quindi questa missione salute, questo PNRR nato dall'emergenza del Covid ci ha consentito una riflessione, una consapevolezza diversa e quindi oggi anche i primi cittadini e attraverso i primi cittadini le comunità locali vengono coinvolte davvero in prima persona su quelle che sono le scelte di programmazione e di risposta anche per quanto riguarda le questioni sanitarie. E le professioni sono pronte, dai primari agli infermieri, insomma. Questa credo che possa essere purtroppo una criticità, perché il PNRR prevede certamente investimenti strutturali che sicuramente daranno una grande mano alle comunità, purtroppo forse non si è intervenuti tempestivamente nell'immaginare le risorse umane che dovranno invece colmare questa lacuna, e quindi io credo che bisognerà certamente intervenire da questo punto di vista, perché ovviamente il contenuto va bene, o quantomeno il contenitore va bene, ma poi bisogna anche inserire i giusti contenuti. I giusti contenuti sono le risorse umane di eccellenza e di qualità che inevitabilmente dovranno prestare servizio. Comunque è una rivoluzione anche culturale questa, dicevamo poco fa con il dottor Bassa, è vero o no? Sicuramente. E quindi non è il caso che i fondi prevedono anche grossi investimenti per la formazione. È un cambiamento culturale che deve avvenire, perché adesso abbiamo di fatto una disconnessione. Un cittadino entra in un segmento e poi vai a fare quest'altra cosa. No, la continuità assistenziale significa che è il sistema che ti prende in carico e ti accompagna nei vari passaggi, dall'acuzia alla riabilitazione e addirittura nella prevenzione per seguire le cronicità, considerata l'aumento progressivo della vita media, perché se le cronicità sono seguite in reti adeguate e con la medicina di iniziativa, la stratificazione della popolazione per prevedere tutte quelle che sono oggi le reti di accompagnamento per evitare i ricorsi al pronto soccorso. A Gravina quando nascerà, per chiudere, Sindaco? Stanno iniziando proprio i lavori dal punto di vista strutturale e verranno realizzati proprio all'interno di quella che è la sede storica dell'ASP, cioè in via Mantiassi. Noi siamo comune capofila del distretto sia sanitario che sociosanitario, quindi la nostra casa di comunità certamente avrà un ruolo importante, come devo dire ha già avuto il distretto sanitario fino ad oggi, che riesce a rispondere bene alle esigenze. Questo è l'inizio, abbiamo voluto col sindaco vicepresidente dell'ANCI cominciare questo dialogo. Seguirà un programma dove con il management e la direzione generale dell'ASP si andrà in tutti i distretti per poter presentare, spiegare, coinvolgere i sindaci e i medici, perché senza il coinvolgimento dei medici di famiglia nella rivalutazione del loro ruolo non si cambia. Davvero prospettive molto interessanti che seguiremo naturalmente anche noi come mezzi di comunicazione. Grazie al sindaco di Gravina Giammusso e grazie anche al coordinatore regionale della rete civica della salute Pier Emilio Vassa. Adesso facciamo una pausa e poi dopo parleremo di autonomia differenziata. È uscito un libro da poco estremamente critico, ve lo dico subito. Allora resto. State con noi. Buongiorno Sicilia. Ci occupiamo di un libro di attualità politico-istituzionale, l'autonomia differenziata, con un sottotitolo già nettamente polemico, come la destra ha spaccato l'Italia. L'autore è con noi, è Piero Gurrieri, la casa editrice è una casa editrice di Catania, Bonanno, benvenuto. L'avvocato Gurrieri è avvocato cassazionista, ma una grande esperienza di tipo giuridico e non soltanto. E infatti questo è un libro anche un po' storico che riassume un po' le vicende che hanno riguardato la questione delle autonomie nel nostro paese. Però noi arriviamo subito al punto della questione di oggi. Perché lei è così netto nel dire che la destra, adesso diciamo così, questa autonomia differenziata spacca l'Italia? Innanzitutto grazie e buongiorno dell'invito. Certamente è un tema importante, ma non voglio eludere la domanda che mi pone. Innanzitutto è stata la destra nel giugno del 2024 ad approvare in maniera definitiva e compatta questa legge, che è la legge 86 del 2024.
lo ha fatto nonostante non solo l'opposizione parlamentare, che ci sta, è il gioco delle parti, ma la gran parte dei costituzionalisti, degli economisti, dei meridionalisti, perfino la Banca d'Italia e Confindustria si erano nelle audizioni parlamentari opposte risolutamente ad una legge che, dicevano, avrebbe profondamente diviso l'Italia, accresciuto i divari tra il nord e il sud del paese e reso perfino difficile le opportunità complesse, problematiche, le opportunità di sviluppo del paese. Tutti i rilievi, quelli della società civile, del mondo accademico, che non sono stati valutati da una maggioranza che ha proceduto blindata fino al varo della legge per poi ovviamente... Ora arriviamo alle decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, ma mi fa un esempio concreto per capire questa questione della spaccatura? Una cosa concreta, la sanità? Certo, sulla sanità e sull'istruzione è chiaro che questa legge non fa altro che precostituire due Italie a due velocità diverse. Perché? Perché noi abbiamo... significativo, per dirne una, la questione dei LEP, che sono i diritti fondamentali che secondo la Costituzione vanno riconosciuti ad ogni cittadino indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza. Quindi a Catania, come a Bergamo, che l'Istat ha definito la città con la più alta qualità della vita appena ieri. I LEP non sono stati disegnati, o meglio si sta cercando di disegnarli, ordinandoli addirittura in 500 categorie, ma fino a quando non vengano riconosciuti effettivamente, fino a quando avremo una sanità a due velocità, un'istruzione con scuole di un certo tipo qui in Sicilia e scuole di un altro tipo al nord, è chiaro che porre le regioni sullo stesso nastro di partenza diventa un'illusione. Un costituzionalista ha fatto un esempio molto concreto. Sarebbe come in una gara di 100 metri porre sul nastro di partenza un ottantenne e un giovanissimo. È chiaro che non c'è partita. La partita potrebbe esserci se all'ottantenne si danno su 100 metri 80 di vantaggio. Quindi dobbiamo recuperare i divari. Quando recupereremo i divari e porremo le regioni sullo stesso piano infrastrutturale di opportunità di sviluppo, allora ci può essere una competizione virtuosa tra le regioni, ma questo non è lo stato attuale delle cose. Per regioni che godono già di una autonomia maggiore come la Sicilia, cosa cambia? Allora, qui c'è una delle censure che la Corte Costituzionale ha rivolto alla legge. La legge sostanzialmente diceva tutte le regioni ordinarie, cioè le 15 regioni meno le 5 che godono come la Sicilia di autonomia speciale possono conseguire forme e condizioni particolari di autonomia, cioè possono avvicinarsi ad un regime analogo a quello di specialità come quello siciliano. La Corte Costituzionale ha detto e le altre semmai potrebbero andare al traino, cioè se ad esempio alla Lombardia vengono riconosciute forme o condizioni di autonomia maggiori in virtù delle intese che secondo la legge seguono appunto il disposto della legge, che superiori a quelle della Sicilia, allora la Sicilia potrebbe agganciarsi, potrebbe a propria volta chiederle. La Corte Costituzionale ha detto assolutamente no, le cose non stanno così. Ha detto lo statuto siciliano, come anche altri statuti, sono stati adottati con legge costituzionale di revisione. Perché? Perché il legislatore, ai tempi della Costituente, quindi agli albori della Repubblica, ha voluto riconoscere alla Sicilia, alla Sardegna e poi alle altre 3 regioni speciali uno status particolare. E lo ha fatto per ragioni non di preferenza, di privilegio, ma lo ha fatto per le vicende storiche che hanno segnato la nostra regione e le altre, per la vicinanza a territori di confine e quindi a loro ha voluto riconoscere questo status.
allora la legge sull'autonomia differenziata non può omogeneizzare, omologare tutte le regioni. Le regioni speciali vanno in pratica, le ragioni della specialità sono quelle e vanno tutelate, possono addirittura essere accresciute, il che non significa, ma secondo le procedure ovviamente costituzionali. La domanda che adesso tutti si pongono è: che succede ora? C'è il referendum, c'è la Corte di Cassazione, c'è la Corte Costituzionale, ci aiuti un po' a districarsi? Sì. Allora, ci sono stati vari step. La legge, una volta è stata appunto approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati a giugno, è diventata legge dello Stato. A questo punto vi è stata una richiesta referendaria, anzi più richieste referendarie, perché vi è stata una richiesta del comitato referendario che coinvolge non solo l'opposizione parlamentare, ma tantissime forze, associazioni della società civile e del mondo sindacale, prima tra tutte la CGIL, che ha raccolto 1.300.000 firme. Ma vi sono state anche una serie di regioni, 5 regioni in particolare, che ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione hanno promosso un referendum per l'abrogazione totale e un referendum per l'abrogazione parziale della legge. È intervenuta la Corte Costituzionale che il 14 novembre scorso ha fatto conoscere con un comunicato stampa le ragioni della propria decisione e poi ha depositato la sentenza. Tra l'altro il giudice relatore ed estensore è un siciliano, è il professor Giovanni Pitruzzella, notissimo costituzionalista. E da poco nominato dal Presidente della Repubblica giudice costituzionale. Questo vuol dire ci sarà un referendum? E questo è una questione che ancora, sulla quale ancora si deve vedere, perché la sentenza intanto ha dichiarato incostituzionale gran parte dei contenuti fondamentali della legge. Non è possibile trasferire in blocco materie come voleva il duo Meloni-Calderoli, non è possibile accentrare sul Presidente del Consiglio la ridefinizione, la riformulazione dei LEP e tantissime altre questioni sulle quali sono anche molto tecniche. Ha detto fondamentalmente la Corte Costituzionale che la Repubblica è una e indivisibile e che l'autonomia delle regioni va compresa e coniugata sulla base di un principio di corresponsabilità e di sussidiarietà e non può mai essere intesa come una sorta di, appunto, spaccatura del Paese. Adesso si è pronunciata la Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha dato il via libera al referendum e adesso l'ultima a gennaio, presumibilmente, l'ultima tappa di questo complesso itinerario sarà rappresentata da una pronuncia che dovrà intervenire sempre dalla Corte Costituzionale che dovrà, in 2 parole, dovrà farci capire e dovrà dirci se una legge di cui è rimasta veramente una architettura molto molto vaga, la legge è bucherellata, l'impianto della legge Calderoli, dell'autonomia, non ci sono più i capisaldi, non ci sono più i fondamenti di quella legge, è come un morto che cammina, per utilizzare un termine un po' metaforico. Bisognerà capire se questa legge deve andare al referendum oppure se, come ha detto la Corte Costituzionale, il Parlamento dovrà riscriverla sulla base di un'ottica pienamente costituzionale. Questo lo vedremo a gennaio. Assolutamente sì. Perfetto. E ci fermiamo qui provvisoriamente. Complimenti al dottor Guerrieri che ha realizzato questo libro, naturalmente un libro polemico, come avete sentito, ma con molte osservazioni dal punto di vista giuridico. Autonomia differenziata, come la destra ha spaccato l'Italia. Tra l'altro c'è una prefazione di Federico Cafiero del Rao e una postfazione di Vincenzo Arando con editore Bonanno. Io volevo dirle che certamente il titolo è chiaro perché è quello che ritengo, ma il libro è semplicemente un'analisi dei fatti, dalla Costituente ad oggi,
per dimostrare che fino in pratica agli anni che stiamo vivendo, tanto la sinistra ma anche la destra storica mai erano arrivate con le varie proposte di legge a porre in discussione, come invece è stato fatto, i principi costituzionali dell'unità del Paese. Vedremo a gennaio che cosa capiterà. Grazie ancora a Grazie Piero Guerrieri. Adesso facciamo una pausa e tra poco vedremo gesti molto belli di solidarietà. Ci collegheremo con Siracusa, con il nostro Francesco Aloi, e poi vi spiegheremo di che si tratta. State con noi, buongiorno Sicilia. Grazie ancora. Grazie e a lei, complimenti. grazie a tutti. Buongiorno Sicilia, donne, questo è per voi. Ci collegheremo con Siracusa, con il nostro Francesco Aloi, per incontrare una parrucchiera di grande generosità, Vanessa Parisi. A te Francesco. Sì, ciao Michele, buongiorno Sicilia. Noi siamo davanti a quella che mi piace definire la sala della solidarietà e forse anche dell'accoglienza. Accanto a me, ospite oggi, c'è Vanessa Parisi, buongiorno, che è la parrucchiera della solidarietà, perché pensate, lei dal 21 al 24, quindi fino alla vigilia di Natale, sarà in questa sala a lavorare, ma anche a fare beneficenza. Sì, perché chi vorrà, le donne più bisognose che hanno difficoltà economica, potranno venire qui, bussare, lei aprirà la porta e le farà taglio e piega, tutto gratuitamente, è così? Sì, esattamente, è proprio così. È così, sì, in assoluto nominato, possono venire tranquillamente e farsi questo servizio e nel frattempo così donare un sorriso a chi ne ha veramente bisogno. È il primo anno che fa questa iniziativa? Faccio questa iniziativa, spero di farlo anche il prossimo anno. Ne sono fiera di quello che sto facendo, anche se qualcuno ha fatto la battuta di dirmi facciamo la santa subito. Non ho bisogno di essere santa e basta, sono felice di quello che sto facendo. Lei poco fa mi diceva è qualcosa di normale, nulla di eccezionale. Nulla di eccezionale, sì. Per me è solo... Posso fare una domanda io, Francesco? Prego, Michele, certo. Sarà normale per la signora Parisi, ma in realtà è una iniziativa molto bella, inconsueta, diciamo pure. Speriamo che possa avere invece un seguito presso altri esercizi commerciali. La domanda è, ma come le è venuto in mente? Perché ha deciso di fare questo? Ho deciso di fare questo perché ho visto che comunque non c'è più solidarietà, c'è tanta cattiveria soprattutto tra noi donne ed è giusto così, che ogni donna abbia diritto di essere felice sotto le feste, visto che non può permettersi altra felicità, giusto per vedersi in ordine sotto le feste. Molto bello questo, ma c'è qualcuno, diciamolo pure, non dico si vergogna, ma non vuole farsi vedere, come si fa? Basta chiamarmi e contattarmi, andrò io a casa. Ovviamente non il 24, ma nei giorni precedenti, tipo il 23, orario di pranzo, non è un problema. Quindi anche a domicilio è pronta ad se non andare. vogliono venire in sala non è un problema, andrò io. Vai Francesco, vai pure. Ma c'è un messaggio che vuole lanciare alle sue colleghe, ai suoi colleghi, chi ci ascolta da tutta la Sicilia, siamo abbastanza seguiti. Cosa vuole dire, ecco? Che i soldi non valgono niente, l'importante è regalare un sorriso, i soldi fanno la sistemazione di ogni giorno. E invece regalare un sorriso è tutta la vita. Perché lo diciamo, questi saranno giorni abbastanza caldi per lei, perché si sa, sotto Natale si va dal parrucchiere, però ci si aggiusta un po' i capelli. Spazio per le donne che se lo meritano, di sorridere, di essere felici, di vedersi bene per un giorno. Ecco, se vengono qui in sala da lei, ci sono altre persone, magari hanno un po' di imbarazzo, vergogna a dirle, cosa possono dirle? Mi devono contattare in privato su Messenger o dopo lascerò il mio numero di telefono, mi mandano un messaggio lasciando il cognome e quando entreranno basta dirmi il loro cognome, io
È pronta, ecco. Sì. Lo diceva poco fa, è pronta anche ad andare a casa, Esatto. anche nelle case di accoglienza, mi diceva. Sì, anche nelle case accoglienza. È un bel gesto questo, perché Michele, c'è in questi giorni chi pensa alle vacanze, alle ferie, Esatto. chi pensa al cenone, chi pensa a cosa mettere a tavola, ai regali e chi pensa ad aiutare il prossimo, perché poi il vero senso del Natale è questo, al di là, sì, lo stare insieme è meraviglioso, giocare a carte e tutto, ma il senso del Natale è quello di aiutare, perché bisogna essere più buoni, aggiungere io, non solo a Natale, non solo per le feste, ma ogni giorno. Vero, ed è un esempio bellissimo quello che abbiamo appena sentito. Ci complimentiamo ancora con la signora Vanessa Parisi, parrucchiera di grande generosità. Se abbiamo capito bene, i giorni in cui si può avere il suo operato gratuito è da sabato 21 a martedì 24, giusto? Sì. È così? Sì. Bene. Sì, possiamo dire che noi siamo in via Rosolini, nella zona nord di Siracusa. Perfetto. Complimenti e tanti auguri naturalmente per il Natale che viene. Grazie a Francesco, ci rivedremo presto con i nostri servizi e i tuoi collegamenti. Adesso è il momento di Almanacco. State con noi, buongiorno Sicilia. Oggi 17 dicembre si celebra la giornata internazionale dello sciroppo d'acero. Liquido zuccherino ottenuto bollendo la linfa dell'acero da zucchero e dell'acero nero. È il terzo dolcificante naturale meno calorico e viene ampiamente utilizzato nei paesi freddi, sia per le proprietà energetiche che per quelle depurative. I primi metodi di raccolta della linfa dei nativi americani prevedevano un taglio a forma di V nella corteccia, nella quale veniva inserito un pezzettino di legno che avrebbe permesso la fuoriuscita della linfa. Le donne indigene l'avrebbero successivamente messa in vasi di terracotta sul fuoco fino a trasformarla in sciroppo. Ma sapete cosa sono i campionati di speed cubing? Si tratta di una vera e propria disciplina sportiva che consiste nel risolvere il celebre cubo di Rubik nel minor tempo possibile. Dal 1974, infatti, questo cubo non ha mai smesso di incuriosire e di far appassionare giocatori in tutto il mondo ed è per questo che ogni anno si tiene un vero e proprio campionato nazionale organizzato dall'associazione Cubic Italy che elegge il campione italiano di speed cubing. Questo 3 novembre è stato eletto campione il 18enne Valerio Locatelli, che è riuscito nell'impresa in soli 6,82 secondi. Un fulmine, 6 secondi, neanche 7, davvero grandioso. Marco, noi ci prendiamo un po' più di tempo invece, con la tazzina, con calma, il caffè si beve con una certa rilassatezza. Buongiorno Michele. Buongiorno a te, Buongiorno, Marco Sicilia. Amato, prego. Allora, oggi vi narro con un rosso natalizio di un evergreen che da 30 anni spopola nel periodo natalizio. E parliamo di una bella signora arietessa, ovvero Mariah Carey. I giornali hanno titolato che da 30 anni la hit più ascoltata in questo periodo è All I Want at Christmas Is You. Tutto quello che voglio per Natale sei tu. Un pezzo assolutamente allegro, danzereccio, che assolutamente accompagna il tempo natalizio con questa sua sonorità. 30 anni e Mariah Carey vanta anche un record assoluto, ovvero quello di essere stata 467 settimane in hit parade. In classifica hit parade fa un po' anni 80, però io sono vintage. Dunque, supera persino la signora Ciccone, che rimane per il suo record è 355 settimane. Queste classifiche tra Ariete e Leone a me piacciono molto, ma cos'ha di speciale questo pezzo, a parte accompagnare bene e prestarsi ottimamente come colonna sonora del Natale? Mariah Carey è un Ariete e quindi
tutto quello che è lo spirito dell'Ariete è quello di rinascere a primavera. È sempre l'Ariete il cardinale di primavera, è l'equinozio, e la sua capacità è quella proprio di essere sempre nuovo, come scriveva Esiodo, il sole è nuovo ogni giorno. Ebbene, questa capacità tutta arietina di rinascere costantemente e continuamente penso sia proprio infusa in questi suoi pezzi, che rimangono sempre delle hit certificate, ben 31 nel suo caso, e di essere assolutamente attuali e versatili sempre. Credo fortemente che lo spirito di un artista sia sempre infuso nelle sue creazioni, e questa secondo me è una delle tante prove di come lo zodiaco possa avere delle energie funzionali a tutto quello che viviamo, a tutto quello che facciamo. Tornando alle stelle di questo periodo, oggi Luna in Cancro, quindi Cancro, Scorpione e Pesci, segni di acqua, sono assolutamente in pole position. La Luna oggi vi rende assolutamente ironici, desiderosi di affetto e con successi conquistati, in particolare il Cancro in famiglia, lo Scorpione nel lavoro, i Pesci un po' in tutte le loro dimensioni. I Pesci è un'area zodiacale per adesso abbastanza affollata, perché abbiamo Saturno, Nettuno, e tra poco ci saranno anche i passaggi di Venere e di una Luna decisamente molto interessanti. E se va bene agli acqua, chiaramente va bene anche ai terra, quindi benissimo per Toro e Vergine, che oggi ritrovano sicurezza economica il Toro, sicurezza affettiva invece la Vergine, un po' meno il Capricorno, perché se in Cancro la Luna è in opposizione al Capricorno. Cosa fanno i Fuoco? Chiaramente sono un po' messi in ambasce da questa Luna così emotiva, troppo difficile da gestire per un Ariete che a volte monta su tutte le furie, un po' stranamente emotivo il Leone, che pensa ancora di non avercela fatta, non si capisce bene in che cosa, ma il Leone vuole tutto per sé, insomma, e brillerà ancora una volta in serata quando la Luna passerà proprio da lui. Sagittario, un po' più distante e più staccato, voglia di fuga, di viaggi e soprattutto di condividere le sue fughe con una persona cara. Gemelli, Bilancia, Acquario per ultimi gli Aria. Con questa Luna sicuramente i Gemelli hanno a che fare con la loro situazione economica, mentre invece la Bilancia coglie la palla al balzo per chiudere una trattativa in una maniera un po' turbolenta forse, ma sicuramente risolutiva. Acquario è la Luna del sogno, per cui stimoli la vostra fantasia sempre vulcanica e poliedrica. E detto questo, vi auguro una splendida mattinata. Buongiorno Sicilia. Buongiorno a te Marco Amato, e buon caffè, naturalmente con una certa invidia, è vero Luca? Io sì, un pochettino sì. Diamo un'occhiata ancora ai quotidiani? Allora, qualche curiosità. Partiamo con il Corriere della Sera. Oggi, poi lo sanno, oggi è il compleanno del Papa, 88 anni, Papa Bergoglio. Oggi quasi tutti i quotidiani anticipano quello che sarà il suo nuovo libro, che si intitola Spera. Questo è il titolo, diciamo, del Corriere della Sera, quell'umanità che trovai tra le prostitute. Papa Bergoglio, il Papa argentino, si intitola Spera, l'autobiografia del Papa. Uscirà il 14, eccolo qua, lo mettiamo così, così si leggono meglio i titoli. Uscirà il 14 gennaio in più di 100 paesi. Il Corriere della Sera pubblica un brano, vi faccio vedere nella pagina successiva, che scorro in questo modo, quella che sarà la copertina di questa autobiografia. Appunto si intitola Spera. Questo è bella, diciamo, fotografia, anche una bella fotografia. Poi tra l'altro questo è un Papa che piace molto a tutti, diciamo che unisce, un Papa trasversale. Un'altra curiosità, voliamo dall'Argentina all'Inghilterra. Quanti di noi, Michele, andando in Inghilterra per anni, hanno mandato le famose cartoline della Royal Mail? No, era un po' come andare a Carnaby Street e mandare la cartolina. La Royal Mail però diventa privata. Questa è la scelta del governo laburista, Starmer, che ha deciso di privatizzare la posta, un po' come è avvenuto da noi, anche noi in qualche modo. La Royal Mail diventa privata. Chi se la compra? Se la compra un magnate cieco, che è questo qua, che si chiama Daniel Kretisky. E poi un'altra curiosità, sempre dai giornali di oggi, visto che poi noi siamo regionali, però guardiamo anche diciamo il resto d'Italia. Questo è un momento felice che è curioso, no? Di Bergamo. Perché di Bergamo era la città simbolo del Covid, di
ricordi le famose bare in processione nel camion dell'esercito? Da quel periodo, quindi da qualche anno fa, Bergamo si è ripresa tutto. Adesso si vive, è in testa la classifica della qualità della vita, di cui abbiamo parlato anche oggi. Si vince e si vive felici. Perché? Perché l'Atalanta è in testa alla classifica del campionato di Serie A. Sofia Goggia, bergamasca, lei se ne vanta, è ritornata a vincere. I pinguini tattici nucleari, anche loro bergamaschi, guarda qua, in testa alle classifiche della musica. E poi una nota di storia, Bergamo è la città dei 1000, è considerata la città dei 1000 perché nel 1860 contribuì con il maggior numero di volontari, in tutto circa 200, alla spedizione di Garibaldi, considerata uno degli episodi cruciali del Risorgimento. Questa è insomma la curiosità di oggi. Beh, viva, un saluto ai bergamaschi, ideale, magari qualcuno sarà in giro per una visita turistica in Sicilia. Adesso passiamo invece alla accadde oggi. Nel 1995 una canzone che tutti conoscerete, L'ombelico del mondo di Jovanotti, ha raggiunto la vetta della hit parade ed è diventato uno dei suoi brani più noti, più amati, e grazie a questa canzone Jovanotti ha ottenuto un grande riconoscimento internazionale, tanto che è stato invitato a partecipare agli MTV Europe Awards di quell'anno, l'anno 1995. Con L'ombelico del mondo noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani e vi auguriamo ancora buongiorno Sicilia. Di razze nuove come il millennio che sta iniziando, e questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo, vamos, l'ombelico del mondo, e questo è l'ombelico del mondo dove non si sa dove si va a finire, e risalendo dentro se stessi alla sorgente del respirare, è qui che si incontrano uomini nudi con un bagaglio di fantasia. Questo è l'ombelico del mondo, senti che sale questa energia, questo è l'ombelico del mondo, questo è l'ombelico del mondo, l'ombelico del mondo. Fiorello le percussioni. Con un po' di ritmo se volete ragazzi. Stasera all'Arena di Verona è veramente l'ombelico del mondo. Oh yeah! Allora prima di andare via voglio vedervi tutti con le mani in alto. Questo è l'ombelico del mondo, è qui che nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via, dalle province del grande impero. Sento una voce che si sta alzando.